Questo è un progetto controcorrente che mira a riqualificare quest'area perché abbiamo visto qui delle potenzialità assolute in zona UNESCO Core e anche perché credo che nel mondo di oggi sia doveroso pensare in questa maniera, nel senso che bisogna cominciare anche a sottrarre un po', non sempre ad aggiungere, e sia giunto il momento in cui bisogna avere un pensiero un po' diverso anche dal punto di vista industriale. La fonte di ispirazione di questo progetto è stata la terra in cui siamo, perché questa è una location che è perfetta per ospitare un progetto del genere, e anche poi quelli che sono tutte le nostre connessioni mondiali, internazionali, la fortuna di viaggiare nel mondo e di vedere cosa succede da altre parti e di capire dove è opportuno magari oggi muoversi e andare. La nostra azienda realizza prodotti per tutta la casa, siamo un'azienda di mood e non di prodotto. La nostra azienda parte sempre da una ricerca materica, quindi dalla natura, ed è per quello che è molto inerente al progetto che stiamo facendo qui. Le nostre pietre, i nostri metalli, i nostri legni, le nostre pelli sono tutte frutto di ricerche esclusive, e soprattutto cerchiamo di non fare quello che l'industria in senso stretto fa, ma di avere un approccio completamente diverso, più libero e più slegato dai cicli produttivi industriali classici. È un'opera che ci rappresenta perché non è bling bling, è un termine che uso spesso, non mi piace essere decorativista in quello che faccio, in quello che esprimiamo noi esteticamente, ma mi piace andare direttamente all'essenza delle cose, quindi credo che anche Enge Factory abbia un'estetica molto brutalista, pura, e che si basa su pochi elementi, pochi ingredienti, ma assolutamente veri e di qualità. Penso e spero che la nostra iniziativa possa anche essere di monito, un po' di ispirazione. Io non è che le cose ho avuto delle ispirazioni, poi credo che sia importante averle, per cui credo che sicuramente qualcuno sarà ispirato, no, da quello che facciamo, in modo che possa anche essere ripetuto.